Siamo al polo scientifico dell'Università Ca' Foscari di Venezia per conoscere i dettagli di un importante accordo fra l'Università Ca' Foscari e un'azienda del nostro territorio, la Serena Wines. Professoressa Moretti, dove ci troviamo? Ci troviamo al campus scientifico dell'Università Ca' Foscari Venezia, siamo al Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi e qui in particolare nei miei laboratori di ricerca. Qui ci occupiamo di nanomateriali per l'energia e l'ambiente. Noi oggi siamo qui per parlare di un importante accordo fra mondo accademico e settore privato. In questo caso protagonista è l'azienda Serena Wines e voi con un progetto davvero innovativo. Sì, è un progetto che è nato circa 1 anno e mezzo fa e che appunto coinvolge il mio gruppo di ricerca e la Serena Wines 1881 come partner aziendale per sviluppare celle fotovoltaiche a colorante organico per produrre energia elettrica rinnovabile e sostenibile. Alla base del progetto vi è l'idea innovativa di recuperare gli scarti ottenuti dal processo di vinificazione e chiarificazione dei vini sia bianchi che rossi e di recuperare questo scarto per estrarre i coloranti, quindi le molecole organiche in esso contenute, si parla di polifenoli, tannini, antociani, e di impiegarli per realizzare una cella fotovoltaica a colorante organico, le cosiddette DSSC o celle di Grätzel. Noi abbiamo qui una cella fotovoltaica? Assolutamente, abbiamo realizzato vari prototipi, in realtà è il mio gruppo di ricerca che li ha realizzati e che ha seguito poi tutta la filiera, quindi dall'estrazione dei coloranti fino alla realizzazione del prototipo di cella. Lui è il dottor Manuel Meneghetti, che diciamo è stato assegnatario, quindi è risultato vincitore di un assegno di ricerca finanziato dal Fondo Sociale Europeo attraverso la Regione Veneto. Lui è il dottor Aldo Talon, lavoriamo assieme sullo sviluppo di nanomateriali presso l'Università Ca' Foscari Venezia e poi naturalmente il referente scientifico dell'azienda Serena Wines 1881, il dottor Stefano Meneghetti. Dottore, noi abbiamo un prototipo di cella fotovoltaica. Sì. Queste sono delle celle fotovoltaiche che servono per produrre corrente elettrica, sono di un'altra tipologia rispetto a quelle che si trovano attualmente sui tetti delle case, sono di terza generazione e sono costituite da vari strati, possono essere pensati come una sorta di sandwich. Abbiamo appunto 2 strati che sono i vetri conduttivi, quindi quello sopra e quello sotto, che servono come elettrodo e controelettrodo, all'interno dei quali sono presenti 2 layer che sono molto importanti. Sono il semiconduttore nanostrutturato, di cui noi ci occupiamo, quindi nella progettazione, nella sintesi e caratterizzazione, e il layer costituito dal colorante organico che viene appunto estratto dalle fecce di vinificazione. Possiamo provare anche ad accendere e far vedere il funzionamento di una cella. Questo è un simulatore solare che simula lo spettro solare e si può vedere che andando a mettere un prototipo sotto irraggiamento di luce solare si ha un aumento della conducibilità e quindi dell'energia elettrica prodotta. Dottor Meneghetti, lei è il referente scientifico della Serena Wines. Ci spieghi come è nato questo sodalizio fra amici che ha portato poi alla formazione di questo accordo e alla realizzazione di questo progetto? Sì, ci tengo particolarmente appunto a dire che il tutto è nato da un bel rapporto di amicizia che dura da parecchio tempo, dai tempi dell'università, con la professoressa Moretti, con il dottor Aldo Talon, e da tempo ci chiedevamo cosa potessimo fare assieme, come potessimo mettere assieme la nostra passione appunto in quello che abbiamo studiato e che tuttora applichiamo, no? E ci interrogavamo come poter riutilizzare degli scarti, come appunto la feccia dei vini rossi o bianchi, per ridare una nuova vita a un rifiuto che in questo momento viene smaltito in altro modo. È nata da noi 3 questo tipo di idea di seconda vita a questo materiale. Dai primi test fatti in laboratorio la cosa sembrava funzionare
e da lì abbiamo deciso di appunto mettere in interazione il pubblico e il privato, quindi l'università e un'azienda come Serena Wines 1881 che appunto rappresenta il privato, e quindi il dottor Giorgio Serena ha deciso di assecondare questa nostra idea. Credo che in qualsiasi impresa ci deve essere sì la storia e la passione per il lavoro, ma l'innovazione è fondamentale, credo, in tutti i settori. Ci siamo prodigati per sostenere questo progetto dell'Università Ca' Foscari, dal deposito del brevetto fino adesso alla continuazione e realizzazione del progetto stesso. C'è un investimento di €500.000 per quello che riguarda la nostra azienda, e credo insomma sia una cifra importante appunto per arrivare poi tutti quanti a un risultato importante che renda orgogliosi tutti quanti. E sia un successo per il futuro. Dottor Talon, allora è proprio questo il futuro della ricerca in Italia, questa sinergia del privato col mondo accademico? Credo proprio di sì. Alla fine, insomma, considerando quello che è il trend degli investimenti che lo Stato tramite il Ministero della Ricerca sovvenziona praticamente le realtà universitarie, l'unica soluzione sarà quella sempre di avvicinarsi in modo concreto alle aziende, chiedere l'aiuto delle aziende per poter avere dei finanziamenti, come è successo in questa occasione in cui l'azienda Serena Wines si è prodigata in modo concreto e estremamente generoso per finanziare questa ricerca.